tutti il mio nuovo video. Oggi siamo a Recoaro 1000 e andiamo a fare il sentiero di grandi alberi a vedere il feuillage dell'autunno. Sono in compagnia di Elena. Il percorso è semplice, sono circa 15 km mi sembra, andata e ritorno. Ciao, a dopo! Dopo 800 metri sull'asfalto, qui teniamo a sinistra Tiglio da 200 anni. Faggio secolare. È il Fagaro, 170-190 anni, questo, ovviamente questo a terra. In questa località c'è Maiga Morando per chi vuole far sosta, pausa caffè. Qua arrivano la maggior parte della gente che parcheggia qua più sotto. Noi l'abbiamo allungata un po'. Questo percorso qua si può fare anche in bicicletta da sotto qua. Cerchiamo di fare un piccolo anello, qualche allungamento del percorso, se no sarebbe avanti e indietro per il solito sentiero. Dopo ognuno fa quello che vuole, ci sono altre diramazioni più in alto. Il mio amico Moro, dalle bici a piedi siamo sempre assieme. Lavorare basta. Lavorare basta, però a camminare, i bici. La deviazione per vedere il laghetto merita, fatelo anche voi. Andiamo a sinistra e facciamo un sentiero in mezzo al bosco senza fare la strada principale che arriva sotto il Battisti.
stare più tranquilli, restate abbassi e fate la strada principale. Dopo 3 ore e 15 siamo arrivati al rifugio Battisti e sono 9 km e mezzo. Adesso facciamo pausa pranzo e poi riprendiamo per stesso sentiero più o meno. Piccolo pezzo da stare attenti per evitare la frana qua. Gli ultimi chilometri li facciamo su asfalto per ritornare al parcheggio della macchina, per chiudere l'anello. Dopo 5 ore e mezza più pause e 17 km e 6 siamo ritornati al punto di partenza. Bellissimo giro. Spero vi sia piaciuto i colori dell'autunno. Un saluto da Michele. Ciao da Elena. Ciao, alla prossima.